Non c'è proprio area di crisi al comune di Agrigento, ma si potrebbe dire che poco ci manca dopo che il gruppo di consiglieri vicini a Roberto Di Mauro ha deciso di lasciare la maggioranza e con essi anche l'assessore Franco Miccichè, il quale ha scritto motivi personali nella lettera di dimissioni. Per il sindaco di Agrigento Lillo Firetto la situazione è comunque sotto controllo dopo aver già sostituito l'assessore dimissionario. Tuttavia in città si parla solo di dimissioni di Miccichè e delle novità che ruotano attorno all'amministrazione comunale e che potrebbero sfociare davvero in qualcosa di più clamoroso. Le dimissioni di Franco Miccichè potrebbero essere legate alla rotazione dei dirigenti, visto che tocca anche il comandante della polizia locale? Non certo nelle intenzioni di Franco Miccichè, che è una persona che rimarrà legato a noi perché questa è stata per lui, per le cose che dice lui e per le cose che anche diciamo noi, una bella esperienza, un'esperienza che va valorizzata. Lui è una persona che fu scelta nell'ambito di quell'area, fu una mia responsabilità sceglierlo. In una città come la nostra cambiare dirigenti è complicato, qualunque cosa fai è complicato, c'è la volontà di una certa politica che ormai diciamo, si muove verso un destino diverso che vorrebbe metterci mani. La città è cambiata, Agrigento è cambiata e ci muoviamo lungo direttrici che sono diverse. C'è già un sostituto di Miccichè? Intanto già stamattina le deleghe sono state ripartite tra Giovanni Amico, Mimmo Fontana e Elisa Virone e andiamo avanti, poi adesso sentiamo i gruppi di Agrigento Cambia, Rinasce e gli altri che sostengono questa esperienza amministrativa e insieme faremo le scelte più congruenti.